Cosa ti è capitato? Palpeggiamento, per esempio, in pieno centro Mestre, un rumeno, albanese, adesso non so, è venuto dietro di me e mi ha palpeggiato, insomma. Stavo tornando a casa una sera, erano circa le 8 e alle mie spalle mi sono trovata questa persona che improvvisamente si è abbassato i pantaloni e è stato un po' uno shock per me perché non me lo aspettavo, io ero da sola, a me non sembrava italiano. Le testimonianze certo non sorprendono chi conosce la situazione della zona vicino alla stazione ferroviaria, ma a destare scalpore è soprattutto il titolo del servizio mandato in onda da Quinta Colonna, Mestre come colonia. Le rare apparizioni della terraferma veneziana nella prima serata di un talk show nazionale riguardano tutte lo stesso tema, il degrado e l'insicurezza in cui sente di vivere una parte della popolazione. Chiamerò queste ragazze, voglio farmi spiegare, andremo insieme dal prefetto, non dobbiamo mollare la guardia, da noi non deve passare niente. In Germania mi sembra che forse questa tutta la disponibilità, eccetera, se non viene accompagnata a regole certe, a punizioni vere, non soltanto depenalizzare, adesso vogliono togliere il reato di clandestinità perché non funziona. E certo, se non facciamo mai le regole e non le facciamo temperare, è chiaro che non funziona. Queste ragazze hanno il diritto di sentirsi al sicuro, ribadisce il sindaco Luigi Brugnaro. La libertà si fonda sulle regole e sul diritto. Se tocchi una donna devi essere punito. Sull'immigrazione, con la scusa del razzismo, troppo spesso ci si rifiuta di guardare la realtà. Qui abbiamo un problema enorme di tenuta democratica da questo punto di vista. È una cosa oggettiva. Il razzismo qui non c'entra nulla, destra xenofoba, questa roba qua. Qui non c'entra nulla questa roba qua. Qui è il buon senso. È proprio il non fare, il non avere coraggio di prendere certe decisioni che poi dai là, dalla stura a tutta una serie poi di mal di pancia invece ben più gravi e ben, se vogliamo, più esagitati e estremisti.